Il riserbo su clausole, condizioni, trattamento economico e massimo, le bocche cucite. Quello che è certo è che è stato raggiunto un accordo tra le parti dopo mesi in cui la storia di Elena Maraga, per tutti la sexy maestra, da Varago ha fatto il giro d'Italia, sollevando un dibattito quasi senza precedenti. A comunicare che le strade si sono definitivamente separate è una nota della scuola materna Maria Monti, poche righe per dire che l'accordo raggiunto riguarda il rapporto di lavoro cessato nel mese di aprile scorso, poco dopo quindi l'esplosione del caso. La vicenda è arcinota. Elena Maraga è una maestra d'asilo particolarmente apprezzata da bimbi e genitori che nella sua vita privata decide a un certo punto di aprire un profilo con scatti osè su OnlyFans, portale online chiuso e a pagamento. Qualcuno, pare un genitore che evidentemente si è iscritto al suo canale, segnala la cosa, da lì l'effetto domino, la classica tempesta perfetta. Tutto ruota attorno a un interrogativo: è compatibile il ruolo di maestra in una scuola paritaria cattolica con quello di performer hot su una piattaforma a pagamento? Mentre l'Italia si divide, non senza picchi di finto moralismo, la partita riguarda il rapporto di lavoro. Maraga da un lato, la scuola di Varago dall'altro. Il braccio di ferro dura mesi, alla fine l'epilogo di questi giorni con l'ente parrocchiale che ribadisce di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda, né alcun commento che possa aver messo in discussione l'operato della signora Maraga all'interno dell'istituto scolastico. L'avvocato della scuola, Lucia Riedi, non vuole aggiungere altro. La stessa Maraga fa sapere che non intende rilasciare dichiarazioni a riguardo. D'ora in poi per me è chiusa qui l'unico commento. Caso davvero chiuso? Dal punto di vista giuslavoristico pare proprio di sì, ma della sexy maestra che in questi mesi ha accumulato decine di migliaia di follower si continuerà sicuramente a parlare.